Zombie Tsunami. Ho dovuto ricominciare tutto da capo perché si è resettato il tablet, l'avrò già detto, poi mi sa che non andremo più su Block Launcher, mi si crasha tutto, poi devo installare cose, poi quando l'avrò di nuovo installato, dopo un pochino si farà di nuovo il crash. Quindi ho pensato continuiamo su Minecraft, tanto è la stessa cosa. Facciamo finta che le armature sono finiti. E comunque picconi, le asce, quella di acquamarina, potevano, come posso dire, non erano indistruttibili. Mi stavano finendo. Allora mi sa che questa volta su Zombie Tsunami sbloccheremo i cappelli bellissimi, mi piacciono molto i cappelli, e vedremo sbloccheremo anche quelle missioni, le finiremo, arriveremo alla Tsunami. Adoro lo Tsunami, però sapete qual è il mio preferito? I Quart Breaker. Però alcune volte possono essere anche pericolosi perché possono essere svantaggiosi perché saltate e quelli muoiono subito perché sono pesantissimi. Ecco qua, guarda qua, abbiamo già raccolto sì, boh, ne abbiamo guadagnati altre 2. Ok, ora non vi voglio far vedere tutto quanto, quindi ci vedremo tra poco quando avrò avuto abbastanza soldi. Un secondo. Oh. No. Ce l'ho. Ecco qua, qui ci sono pure i gold. Guardate che fanno gold. Fortissimo. Guardate, una cosa fighissima. Ora sto mettendo un po' troppe volte in pausa, ma è difficile guadagnare monete in una sola partita, dovete avere un sacco di tempo per aumentare la velocità, quindi ora taglio. Questo è il Gigantix, un'altra trasformazione. Oddio, che schifo. Sì ragazzi, ho completato la prima cosa, guardate quanto mi dà, 200 zombie dollari, zombie pingoni. Ok, ora vediamo che teniamo. Possiamo comprarci il berretto zombie, eccolo. Dai, continuiamo dopo. Guardate quanto è figo. Questi sono i balloons. Non so cosa servirebbero, ma fanno schifo. Dov'è? Scusate, ragazzi, le abbiamo finite tutte quante in una sola missione. Sembra vero, ce ne dà 300. La peppina, che non è di altro facilissimo. Ma andiamo al negozio. Allora, che compriamo? Mi piace adesso, andiamo in così, andiamo in ordine. Non ci sarà questo, la zucca, la parrucca da disco. Potevamo comprarci la parrucca da disco. Fa niente. Andiamoci dentro. Scusate, alcune volte fa così. La forma ninja mi piace molto. Aspetta, mi sembra se fa così. Sì, io me la devo portare a livello 2, giusto? Scusate, devo ancora arrivare. No, ecco. Oh no. No, me la devo portare a livello 2. Me l'ero dimenticato. Poi mi sa che ne servono 4. Sì, andiamo al negozio. Ok,
cresta. Medaglie. Vedremo quella parrucca da disco, mi colpisce molto. Vedremo come sarà bella su uno zombie. E questo è l'uso che moltiplica. Secondo. Sì, l'ho completato un'altra. Sì, 400. No, 500. Già possiamo comprare quella parrucca, finalmente. Abbiamo vinto pure il biglietto della lotteria, che sarebbe questo. Nuovo scenario. E qua nulla. Ok. Poi andiamo al negozio. Mamma. No, ancora nulla. Dai, ci mancano ancora pochi zombie dollari. Quindi ci vedremo quando li avremo guadagnati tutti quanti. Questo è il dragone. Fa schifo, perde il colpo. Però può volare, è bello. Questo è il nuovo scenario che abbiamo sbloccato. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo guadagnato i soldi che ci servono. Ora, l'ultimo cappello. E poi che li compreremo ancora. 3, 2, 1. Sì! Teniamo. Quanti cappelli teniamo? Lo teniamo. 4 tipi, È già un bel traguardo. Ok, mi sa che concluderò questo episodio e noi ci vedremo nel prossimo video. Non so di cosa farò, mi sembra piano tiles, ok? Alla prossima!